Tra gli speciali organizzati dalla nostra emittente che trasmette sull'LCN 92 in streaming sul sito televideoagrigento.tv si è parlato del rigassificatore a Porto Empedocle. Dopo anni in cui sembrava ormai tramontata la sua costruzione nell'area empedoclina, oggi a causa della guerra e delle restrizioni alla Russia, principale fornitore mondiale di gas, la possibilità di rifarlo torna in vita. Ne abbiamo parlato con Alessio Lattuca, presidente del Movimento per la Sostenibilità Ambientale di Agrigento. Non alla popolazione che da sempre è, come dire, ha sempre cercato di contrastare questo disgraziato, terribile mostro. Perché lei saprà che le questioni che hanno a che fare con gli impianti pericolosi e nocivi si avvalgono sempre di facilitatori. È possibile che i facilitatori che in qualche modo erano presenti nel territorio siciliano in generale e in particolare Porto Empedocle, perché allora c'erano le condizioni politiche perché questo accadesse. Come nasce? La regione siciliana nomina un commissario a Porto Empedocle, tale Matina, il quale insediatosi, piuttosto che seguire le procedure previste per legge, quando lei parla di stringenti norme, sono quelle le norme stringenti. La direttiva Seveso prevede che il capo della conferenza di servizi che bisogna attivare informi, consulti la popolazione. Non informi, consulti la popolazione, significa che deve indire una consultazione in tempi previsti prima che il progetto venga presentato e le popolazioni, così come la legge prevede, recepita dall'Italia, la legge 152, prevede che la consultazione possa esprimere la loro disponibilità o indisponibilità ad accogliere un mostro di questo tipo. Premessa un'altra questione. Il Matina avrebbe dovuto accertarsi che c'era stata fatta la VAS, cioè la valutazione ambientale, e non la valutazione di impatto ambientale, perché dove insistono altre strutture industriali e dove c'è la popolazione residente non è possibile fare la VIA. La VIA la si fa quando quell'impianto viene collocato distante dai luoghi antropizzati, dice la legge. Punto primo, quindi nessuna consultazione, nessuna valutazione seria. I luoghi dove dovrebbero sorgere, non è vero che sia il porto, è lato, diciamo, ad est del porto, quindi in zona caos, quindi a ridosso. Dove si è fatto il riempimento, credo. Perfettamente. Già il riempimento aveva creato non pochi problemi. Certo. Il riempimento ha creato tutti quei disastri che oggi vediamo quando ci sono gli smottamenti in tutta la zona caos, con guai. Probabilmente perderemo anche l'unica strada importante, la 640. Perché prima o poi, purtroppo, io spero di no, ma potrebbe anche accadere. Perché l'erosione costiera. L'erosione costiera è stata determinata da una malintesa idea di sviluppo che ha previsto un riempimento in una zona delicatissima come quella, che non era neanche necessario. L'ecosistema, chiaramente. No, tant'è che è rimasta abbandonata al suo triste destino senza aver svolto nessuna funzione.